La mobilità ferroviaria o il nuovo orario cadenzato terrà in considerazione le esigenze del bellunese e del trevigiano, dovrà intervenire la magistratura per far rispettare la legge. Sono le parole del capogruppo del PDL in Consiglio regionale Veneto Dario Bondo, dopo che l'assessore alla mobilità, anch'esso del PDL Renato Chisso, durante un convegno ha confermato l'avvio del nuovo orario cadenzato a dicembre. Insomma, un confronto interno al PDL regionale. Allora sentiamo le parole di Dario Bondo. Il famoso articolo 38 della legge finanziaria appena approvata a febbraio, che dice proprio, lo cito, che i livelli praticamente di servizi sia per Montebruna Carazzo sia per Conegliano Carazzo delle corse dirette non devono, essenzialmente al 31/12/2012, non devono essere interrotti. Questo significa che l'orario cadenzato rispetto a un articolo di legge, ripeto, articolo numero 38, deve praticamente sottostare all'articolo di legge che abbiamo approvato. Perché parto dall'articolo di legge? Perché la legge è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto e la programmazione che viene fatta in queste ore e che verrà attuata a fine anno viene fatta dalla Giunta regionale insieme a Trenitalia. Questo articolo è una legge approvata, deve essere essenzialmente seguita e attentamente applicata dalla Giunta regionale e da Trenitalia, perché altrimenti spostiamo il conflitto non più nell'aula consigliare e nelle sedi delle commissioni competenti, ma lo sposteremo a livello di sede di tribunale, che non possiamo. O siamo legislatori o non siamo legislatori. Se non siamo legislatori è meglio che non prendiamo neanche lo stipendio di consigliere regionale e riportiamo tutto a casa madre, quindi allo Stato centrale. Se siamo legislatori e approviamo una legge, in questo caso un articolo quasi all'unanimità, questo articolo deve essere approvato. Questo articolo parla chiaramente che le corse dirette che ci sono non possono essere tagliate e quindi va in contrasto chiaramente con l'orario cadenzato, ma a me non me ne frega nulla che vada in contrasto con l'orario cadenzato, deve essere applicato l'articolo di legge. Adesso cambiamo, anzi no, scusatemi, restiamo ancora nel tema della mobilità, ma parliamo di opere infrastrutturali.